quindi è passato un anno, 1905. Quindi ora Enzo è un grande picciotto, il barone. E qua vedo una macchina, un'autovettura. Ma picchi un ticecchio una bella femmina. E passatello un piacere ogni tanto. Oh, minchia, Francesca, chi darà ta viena? Oh, sape fare certe cose? Madò! Ora che ci penso meglio con te fosse sprecata. Minchia Cesare, smettila. Che look diverso che abbiamo adesso. Varo. Quindi abbiamo fatto molta amicizia con Cesare, cosa molto sbagliata. Raffaele, Bennaido, un piacere, come sempre. Che bella macchina. long a stare in Palermo. Ah, beh, l'amici di persona sanno a bere. Chi tu è? O barone Fontanella. Da sta zona i case sono tutte sue. Mio zio ci un aiuto una volta ogni tanto. Isabella, vieni qua, saluta l'ospite. E chi tu? Suo figlio Gennaro. La sola cosa che ci piace è chiassare i piccoli è il due stesso. Case, amo. Picciotte è un travaglio importante, sentitemi. O padrone vuole che Isabella passi un antico tempo con figlio barone. Io vuole bere lo tempio, sulla costa. La vedo accompagnare. Facete in modo che io si teniamo a posto. Come se dubbisse ci avessi cogliona per provarci. Ah, buono, o padrone non vuole problemi, Cesare. Non abbabbiare. Hai capito, Cesare? C'è che non stai mai in una macchina. Fanno show solo come oggi e finire un mondo. Pensava a rirece cacavadda. Ah, così si muove un'anticchia. Peggio pedda. Picchio non fa guerra a mia. A stamattina che sta guerrando. Non sono così stanco di vedere mediti al volante. Meglio se piglio un cavallo e ci do un'occhiata. Ne vedremo sul regio. Se Gennaro ci riesce a farla paitere. Runare un'occhiata a mia. Vediamo se riesce a pigliarmi. Hai capito, Isabella, come ci stuzzica. Vedremo che tempo perdono. Amoni, dai. Spero che non ti dispiace che ti fai due giro con la macchina. E passare il tempo con De Roe? No, preferisco cavalcare. E magari la vostra compagnia. Come complimento lascia un'anticchia a desiderare. Ma grazie. Forse pace sta facendo cose rosse. Però, pure io che l'hai coina come tutti i lauci. E chi ci tiene così? Non lo sai? Sti terreni tutti robarone so. Il grande Don Torrisi solo un gabellotto, Salutamo, Gaspare. Buongiorno, vi preparo i cavalli. Solo Alba. E Navo Giuppienzo. Fai carriera, Caruso. Scegliete che gioca vuoi. E qui noi avremo la scelta dei cavalli. Ci possiamo avere più cavalli. Visita una stalla per accedere alla tua collezione di cavalli. Puoi anche spendere dinari nelle stalle per acquistare cavalli e accessori. Ma guarda qua, Nibula. Come sta? Sicuro frisco. Che bella. La stalla s'accupa. Piccio, che poi è uguale a Nibula, però è biondo. O bionda. Poi c'è Tesoro. Oh, che cavallo peghi. Poi abbiamo Ercole, che invece ha 3 spronate. Ah, però Tesoro ne ha 4. Perché qua è 3. Quindi Tesoro è 4. Preferisco Tesoro. Mentre qua abbiamo gli accessori, finimenti da stalliere, finimenti per il palio, giustamente, finimenti soldato, e poi c'è per il palio di vario colore. Mettiamo quello da soldato e scegliamo Tesoro, vai. Stanno arrivando.
Amone, Ci munito, così fa scantare i cavalli. meglio che si abituano. Amone, Gianna, ne vedremo alle rovine. Che fate scantare il ciocone? Poi si fa a bere Prima di nie morire meglio è. Ti non mi sta troppo rincuodo. Che buon riguardo. Pirere su faccio qualche cosa di sbagliato e mettermi nei guai come pace. E c'è bisogno che si piglia pena con Boace quando i guai che con me Cesare baistano a sovecchiano. Cesare c'era a che fare, certo. Però a te non ci piace andare a raccontare cose a me pace. Nave una per tutte. Ma perché io so padre ci terrà così assai? Assagita con figlio barone. Piso progetti. Vuole che mio marito con Gennaro. Sempre che un barone si convince a prendersi per nuora la figlia Rogga Bellotto. Boace e Gennaro. Ma Un incubo. A fine era la mia vita. un po' hanno coscienza. Lo può fare e finisce che lo fa. È quello che ha voluto sempre per mia. E chi volete fare un conto? Il problema è che mai mi domandò. Avete capito? Quindi alla fine Isabella sarà costretta a sposarsi con Gennaro. Un è Valerio Due Coravante. Salutiamo. Te ne vai a caccia? A così mi sfogo. Quando c'è Fontanella peri. Mi dice Cesare che sta tagliando le rovine. Mio padre vuole che facciamo a divertire a Gennaro. Meglio capacite come dice Ido, allora. Occhio vivo, Enzo. Che non venite montagne, i briganti d'uoco ammazzassero pure a sua madre per una macchina come a Kidda. Tranquillo, non ti preoccupare. Ci venivamo spesso a visitare sti ruini. Quando mia madre era viva. Quando eravamo una famiglia. Ora è a creare mio padre pure più ne escere di casa. Magari vi vuole solo proteggere. Oppure teneremo sempre un ne mi può controllare. L'estate scorsa ci disse che me ne voleva ir a Napoli a studiare. Appunto che stava sfasciando tutta la casa. E certo, mica può lasciare sua figlia così. Ah, ora ne divertiamo. Enzo, vieni qua, ramma una mano. Divertitevi, ciao. Che ci fosse sfasciò? No, solo mi stava calando sto panorama mentre mi faccio mangiare i moschi. Meno male che ci sogno io. Mi pareva che l'avevi aggiustata, ma il motore va avviato. Enzo, invece di stare tenendo due a tampaseare, vedremo se ci riesci tu a fare la paiter. Coscienza, mi scusassi, sta macchina è troppo bella. La posso tagliare più vicino. Tagliare pure i due. E c'è bisogno di fare così. C'è bisogno di fare così. Ma è bellissimo, stronzo. Hai abbastanza pensieri. E quindi noi adesso teoricamente dovremmo pure ripararla. Cioè Enzo tutto fare lo chiameremo. Avvia l'auto con la manovella. Vedessi, Gianna, o vedano sa fira. Già si è moto. Voi siamo ninnica. Vanno a ammazzare. Ma pure sotto mi stava mettendo. Soltanto a se stesso sapete pensare. Ah, vero cosa inutile. Ricca, picchiamo la strada panoramica. Dai, amore. Immaginati una vita incatenata a Iddo. Tu ti puoi maritare a chi vuoi. Io te mani mie pace sogno. Ma io voglio te. Dobbiamo decidere che tu che facciamo. Vorresti Boace, no? Io non posso decidere manco chi duca sogno. Da vita non esiste solo un dovere, Enzo. Buongiorno Isabella. Madò, che bello. È un bel giorno per fare un giro. Voi due soli siete? No. Sì, Enzo è il mio accompagnatore. Ah, ho capito. Senti, ultimamente non veniste a confessarti. Scusate, padre. Ho un po' di pensieri in questo periodo. Ragione in più per lavare la tua coscienza. Manda i miei rispetti a tuo padre. Non mi passa troppo contenti di sapere che eravamo sole. Domini d'onore della valle mai contenti sono quando mi vedono fare so come piace. Abituata sono. Tu però un sì come l'auci. E io mo d'onore sono. No, è che tu a me mi tratti come una persona. Magari è perché sa ciò che significa sentirsi sole. Magari picchisso è. Beh, Enzo alla fine è una persona buona. Certo, adesso non so fino a dove sia arrivato. A passai tempo che non ci vai. Il suo onore, però. Cupeddi se ne torna qui Gennaro. Oh! Amone,
Gareggia con Isabella? Ok. Pronta a piedere! Corri! Comunque, loro due penso si metteranno insieme perché hanno questa complicità. Lei non si vuole sentire la figlia di un boss, punto. Però... Vabbè, facile sta gara. Io ho il cavallo super potenziato pure. Che veloce, che veloce! Ciao Isabella. Taliate! Taliami. Ah, da lei pure io avevo turbo. E che c'hai? Un os? Dai, cade tutto. Ci vuoi dire con Gennaro, ah? Corri! Ho vinto io. Amore! Allora pare un novencisti solo più fortuna. Ma avessi già tenuto. Ma va ferrato è buono vero. Ecco, Morissa. E ne devo togliere con do stronzo. Vedere già c'è baissa. Non mi posso lasciare pure una macchina con Gennaro. Ah, che galantuomo. Se mi chiamate ancora così, finisce che ma credo. Bello fu uscire insieme a così. Poter parlare con quaccaruno. Magari Dio fosse sempre a così. Potessi essere. Picca manca. Questa è asciata che faceva con me mace. Aida ci piaceva assai. Che ci successe? Malata assai fu. Ma pure mi peggio io in nato. Ti susiva rulietto. Per venire qua. Ah, Sei sarura allora. Come a buato. La verità. Quando mosse, canciaro tutte cose. E me pace canciocchio assai di tutto. certo. Vero. Quindi la morte della madre ha fatto Ti voglio cambiare fare vedere tante una cose in tavola. Me madre era un artista. I ruini visti di sta timpa li dipinse una pare volte. E che cos'è? Agrigento. Su che mi buttai a macchina. Aveva assai che ci voleva fare una fotografia. La Valle dei Templi è Non diventata. mai riprovare ni una? No. È la prima volta che ne vedo una. Tieni, perché non nascatti tu? Quindi Enzo pure fotografo. Sicura siete? Certo, tu punti le ruine e tali ancia lenti. Poi su Sebbi può canciare un fuoco. A così. E se giri questa, cancia quanta luce facciasiri. A così. Ah, scusa. Niente. Troppo vicini. Allora, chi so e quanto. Quando sei pronto, ammacca sto tasto. Puoi usare la macchina fotografica per scattare fotografie nei luoghi panoramici della Valle Dorata. Ogni fotografia scattata verrà aggiunta alla tua collezione. Regola la messa a fuoco e l'esposizione finché l'immagine non è nitida e gli indicatori diventano gialli. Ok. Bella sta cosa. Ah, ok. Perfetto. Madonna, figo. Molto bella questa cosa. Fatto. Quando è pronta, poi la faccio vedere. Certo, la deve sviluppare. Non è buona, ti aiuto io a praticare. Che pace. Vero, eh? Ah, bello fu. Avessimo a raggiungere l'auce. Vabbè, ora li raggiungiamo. Vai tranquilla. Non essere agitata. Magari io volessi stare qua. Ma non è maggiore. Andiamo, andiamo. Buono da piracca macchina fotografica. Sua poi da posso prestare. Assai ce ne su posti che volesse fotografare. E che ve ne facete? I più belli di me, sai, buono diario.
Le assai non tiaro. Dell'America, dell'Inghilterra. Ma Valle Dorata unica, eh. Mi piacesse assai documentare sto posto. Io leggissi. Aiutami a fare autofotografie. Qui sappi cos'è la vita. Quasi arrivati siamo. Mi piaceva assai stare un poco con te, Enzo. Pure a me. Da quando arrivasti tu, i cose che canciarono. O meglio, contenta assai sogno che arrivasti qua. Pure io. Casemo. E casemo sì. Ma hai fatto un viaggio peggiore, certo. Tu eri con Gennaro e noi eravamo con Isabella. Il tempio è qui da che assai di 2000 anni. Fidati, non scappa. Madonna, quanto è brutto Gennaro. Una femmina fotografa? Non ne conosco. Ah, certo, Gennaro. E Carusa Rucati? Non è quello che... Cominciamo a ridere, eh? Perché non mi conti delle tue fotografie mentre ne facciamo un giro? Voi ti tagliate la macchina mentre noi due siamo via, eh? Va bene? Ah, non ti scantare, lo tratteremo bene. Forza, che va a fare? Ah, sta tranquillo. Si sa per difendere da Dusci Monito. È bellissimo. Succederà qualcosa? 2 ore dopo, addirittura. No, facciamo un giretto. Gennaro te la sa portare ora. Amici assai diventati. Ma su, Gennaro. Basta di racchianciare in neso pace. Ma no. E poi, compà, vieni che la porti tu. No, io. Ma fanculo. Fammi a vedere come si fa. Ecco, bravo. Ah, vedremo come te la fere. A me, frate. Quindi ora la dobbiamo avviare, giusto? Sì. Io e i picciotti veniamo fino a qua qualche volta. Fino, troppo bello. Ora ci siamo. A chiana. Vediamo. Buono. Metto per il gioco e a morta. O vedi a 2 tempi un capo alla collina. Il gioco parte nei nostre gare. A chiana anda in capo. Che seguite buono così poi siete fatto fare un giro. Madonna. Però vola sto coso, Un eh. pedale per fermarti. Una bellezza come chissà. Ci va a portare respirato. Buona così. Ora avere non peccare contro qualche cosa. Ok, non è difficile da manovrare, però le sterzate le fa proprio brutte. Mi pare che sei pronto per la sfida, caroso. Guarda come sterza. Il circuito degli dei. Vedremo se sta per stare cirincia. Dei colonne che nasce su per segnare la sciata. Seguile e torna fino a qua, la linea di partenza. Beh, già l'avevi creato in anticipo, vero? Vinci sull'acceleratore. Supera tutte e 5 le colonne, perfetto. Prima il palio e ora la corsa in macchina. E una a facile. Parì, a caputtare, a caputtare. Madonna mia. Madonna. Ancora. Accende un auto. Mi accura la macchina e ci rompi. Dopo c'è la vostra colonna. Minchione, accura la macchina. Lo sentissi pure tu? Faremo un Grazie continuo Cesare, me lo merito. Cacciatori sarà. Stiamo arrivando alla prossima. Quasi alla fine siamo. Minchia. Ma che te piglia? E che ti picchia? Buono. Ora
avremo fare di capire tutto chi tocca può fare una pizza. Fate una voce giro. Ma sta volta spincio mas. Ah, pure. Amone, guida! Amuni. Ah, macchina ci rompe. Se ne ora. Vabbè, gliel'ho distrutta, raga. Assai sta prima colonna. Boh, arri. Madonna. Povera macchina, Gennaro, mi dispiace. Non volevo. Minchia, volando sta. Sei sicuro che sono cacciatore? O canoggio e so poi, so fidati. La città ce ne so assai. Come pensa a guidare? Sa che qua cose brutte stanno capitando. Isabella, minchia. Muoviamo, mi forza. No. Vai! Amone, o tempo. No. Andiamo subito. Minchia, banditi! Dale, con la macchina. Facciamo attenzione, morte siamo! Amone! E quindi... Vai, muori. Non sei ancora morto. Perfetto. Ah, non ce l'ho il coso. Ragazzi, sto facendo schifo, scusatemi. Oh, muori. Allora. No, la ma raggiungere. Un illassato avvicinare! Dov'è? Curati. Perfetto. Continua a sparare, forza! Da dove sparano, scusa? Da là? Ale! Minchia, senza cosa sono? Senza benda. Vediamo se c'hanno qualcosa. C'hanno una benda, perfetto. Ma avete rotto le balle, ah. Cos'era? Ok. Tutti morti sono. Altre bende non ce n'è? Mi sa di no. No, cosi, dinari. È un recissitore da guidare. Vediamo se questo qua c'ha qualcosa. Sì. Perfetto. Tempo che mi ci piglio la mano, dai. Esci fuori. Perfetto. Perfetto. Non perfetto. Devi morire con un colpo secco, cazzo. È rimasto l'ultimo. Ce n'è ancora.
Ok. Equipaggiare le granate? Interessante. siete? Granata! Cappone! Via, via, via! Muori. Avvicinati. Lasciami stare! Portatela qua. Isabella, però non gridare. Granata! Via! Perfetto. Leggetelo fuori! Vai. Quindi c'è Gennaro e Isabella presi dai banditi. E chi è questo mo? Grande Isabella. No, no, che bastardo! Affronto questo è, eh? Voi, davanti mettete! Io poi che vi farà! Testi Dai, minchia. puttana! Amonenne! Dai Cesare, una cosa buona l'hai fatta, hai preso l'auto. Non lasciamone fuori! Acca! Non mi dire che devo sparare in corsa. E gli obiettivi che ti insegni veloci. Amone, pigliali, forza! Minchia, un scanna! Ah no, ok, devo guidare. Non so cos'è peggio. Guidare sta macchina o sparare in corsa? Ah, devo sparare pure mentre guido? Ma stiamo scherzando? Tranquillo senza che uno rissi che tu sei stato fuori dare. Che non ho fuori! Ancora! Stanno scendendo per la collina, non mi perdere. Non li perdere. Sembra facile. Basta, che l'ammazzo! No, Cesare, a così picchi Isabella! Bomba incendiare! Fuoco! Stava bruciando! Andiamo a fuoco, scusami, Riusciamo a arrivare in molte se. Guardalo. Guardate a destra e a destra, stanno rientrando Che in terra macello. Visto! Dai, altro saltellino. Arrivano in cuore! Resisti, Isabella! Resisti, sto arrivando. Ce la sto mettendo tutta a non fare incidenti. Tieniti! Aiuto, aiuto! Madonna. Bel giro si sta facendo Enzo, Vai a finire, stanno bloccando la strada. Guarda come vola. Spara chi da cavallo! Minchia, arriva un genio. Sta peggiorando! Come faccio a sparare quelli a cavallo con quest'arma? Ma non ci arriverà mai. Con l'unteria. Prima me cucina, ora magari la macchina. Amone, Cesare! Chi? Ma manco per 5 minuti. Allora, un attimo. Tanto non durava passare! Ma trovare una soluzione! A te. E io che messaggio? Quale sarà la soluzione? Buttarci addosso a loro a sto punto. Amone, Cesare, guida tu! Per cazzone! Io picchio un cavallo! Perfetto. Dai. Dai, grazie, grande.
Grande Enzo, tu sei quasi uomo serio. Ah, muoviti! Perfetto. Che figata però. Avvicinati ancora di più. Avvicinati ancora di più. No, ci devo essere almeno nel raggio di 5 metri, credo. Ci stai provando! Se ti avvicini, forse. Socca! Corri, corri! Sto soffrendo. Era meglio tenermi la pistolina. Ah, chi sparo adesso? Al cavallo? Che veloce, che veloce! Ah, più veloce, cazzo. Ma questo forte! Fontanella, ma io che bello! Scannatelo! Ah, amone! Pinocchio! Vedocchiolo. Sì, ma arrivano all'infinito? Com'è possibile sta cosa? Io sto pure morendo. Che veloce, che veloce! Ok, salta sul carro del bandito, perfetto. È il mio carro, Messina! Ho ti fatto per impaire! Ammazzalo! Ah, no? Come riuscendo? Madonna, che eroe. Ammazzato! E lo buttiamo fuori. Che minchia succede? L'ammazzò. Buttalo fuori. E quindi abbiamo salvato Isabella, ma Gennaro è rimasto in mano ai Messina. E quindi adesso chiederanno il riscatto. Isabella! State bene? Enzo, State bene. Ma il baciuzzo! Eh beh, certo, gli ha salvato la vita, ci sta. Momento telefonato, però ci sta. Isabella, stai bene? si portarono a Gennaro. Vuote, mi devi andare a casa. E tu che fai? Andiamo a salvare Gennaro? Amore Isabella. No. Avevi ragione, lo sai. No, vabbè. Che minchia può fare, eh? Che cosa? Sta a fare ammazzare Piddo Scemonito. Eh beh, ha ragione qui Cesare. Questa cosa. Non fare minchiate, mi capisci? Stai tornando, con Luca e con gli altri. Ok, quindi dobbiamo aspettare... Dobbiamo aspettare i rinforzi o dobbiamo andarci da soli? L'accampamento di Messina. Ti trovavo. Non capisci che così è peggio per te? Mettitelo sotto chiave. Non posso sentire più. Uezza, cammina. Avia essere una cosa facile. Pigliare o picciuatto e aspettare che autocapo ci ronano che doca vuole. O piano un cancia. Potesse essere minchia resta accanto, sino a che fontanella un paio. Un problema c'è però.
La picciotta che era qui. È a figlia di Torrisi. Avete capito che avete fatto una minchiata, vero? A cape mattina. Sicuro. I manni sono picciotti. Venna maghieri prima che arrivano. Vi state cagando, eh? Ma perché non la siamo qua? Fino a che non verremo i piccioli. O picciotto resta con noi. Mi! Quando sei in un'area ostile i nemici ti attaccano a vista. E direi... Comunque avessi avuto la pistola prima mi finiva molto meglio, eh. Invece ho perso tempo e ci sono rimasto di cacca. Ma piglio una tanticchia di vino. Se da morire per mano di Torrese, meglio morire in mare. Quindi qua li dobbiamo uccidere come? Tutti stealth. Che se no va a finire molto molto male. Guarda quanti sono. Minchia. Che vai stai dedotto sullo scolare. Che fu? Ok. Uccidiamolo. Prendiamoci quello che ci dobbiamo prendere. Ricambiamo la pistola, perché è meglio avere la pistola, come dicevo poco fa. Lì non c'è nessuno. Così abbiamo fatto un grande giro. Ci siamo evitati quasi tutti i nemici. Volendo lo potevo ammazzare senza fare troppe storie. Ho sbagliato, vabbè. Vabbè, saliamo. Lasciamoci il coltello. Ah, lo possiamo lanciare? Bellissimo! Ma sta cosa è una figata. E viene anche tutto più semplice, eh? Perché prendi la mira, vai lì, gli lanci il coltello, fine. Certo, non hai coltelli infiniti, ne hai solo uno. Spero che stavolta me fa. Se non debito con mia. Che succede? Ne fottemmo una poco di pompe nella masseria a fare. La mucciamo su pecolini. Deve essere una passata. Ma io dopo ci vuole una balla. Qui un 40. Perché c'è la lanterna? Ah, signor Rosso! Attendere! Già sogno! Capi su camiglia! Signor Rozzo mio! È pieno! Qualcuno ne sta ammazzando qua!
Gennaro è lì davanti. Troppo difficile, farlo stealth. Ora arrivano. Quanti rinforzi arrivano? Cagliatelo! E tocca ricaricare. Siete sicuri? Vedi, alla fine siete morti tutti. No, riprendiamo la pistoletta. Comunque, no, è un dato di fatto. In tutti i giochi che faccio, lo stealth mi dura veramente poco. Niente, dobbiamo sempre ammazzare. E vabbè. Vai, siamo arrivati alla resa dei conti. Ah no! È ancora lontano, Gennaro. Manco una tazza lassù. Reputate magari il piatto. Come faccio scappare? Perfetto. Ora laccio. Ah, guarda cosa c'è. Un'altra volpe. Da fuori! Perfetto. C'ho pure una granata volendo. Però la granata ce la lasciamo per ultimo. Non si sa mai. Questo che cos'è? Più carabina? L'altra volta tu! Mazzate due figli buttane! Cazzo. Si sono allertati tutti. E ne sono riesce a schivare una granata! Madonna, la boom! Ok. Così mi viene molto più semplice. Beh, si entra nel vivo, eh? Perfetto. Ah, tu fai il cecchino. Ricarico! Ricarichi. Attento. Perfetto. Rimane qualcuno? Posto ora. Non sembra. Però sento degli spari. Sta chiamando una collega! Guarda! Aiuto! Curiamoci ancora. Oh, no, 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 no. Ehi, 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 ehi. Perfetto. A ridaglia. Ammazzami! Manca l'ultimo. Chi sta scopitta viva?
Questo era l'uomo con la scupetta. Sistemateli! Non c'è più nessuno, vai, tranquillo, Gennaro. Però manca Messina. Manca il boss qua. Bedamaggi. Bedamaggi? Oh, tutto a posto. Tu che dici? Potevano ammazzarmi. Grazie a Dio. Amoninnica. Amone, è un t'allontanare. Ok, seguimi. Come un animale, mi sa. Richiesta di riscatto Gennaro. Fontanella, abbiamo il vostro ragazzo. Pagate 5.000 lire entro il 27 marzo, ve lo rimandiamo pezzo per pezzo. Inizieremo dalla lingua così la smetti di urlare. Lasciate i soldi alla vecchia fattoria marchese sotto il secchio del pozzo. Se i soldi saranno lì la mattina del 27, ve lo ridaremo senza torcergli un capello. O quasi. Cioè, 5.000 lire, Non stiamo parlando di chissà che cifra. Dicevano che mi avrebbero mozzato le dita se mio padre non pagava. Avessero fatto mai. Grazie. Pensavo di essere morto. La richiesta di riscatto quella è. Quanto chiedevano? Non te lo dico. Ti chiedevano solo 5.000 lire. Cioè, praticamente eri una pezza fetacchia. 5.000 lire. E tu sei almeno il doppio. Ne Almeno il doppio. Vali 10.000 lire? Ma sei serio? E due cose ne esce. Amone. Ce la faremo ad uscire vivi? Oh, tutto a posto? È già stanco, Ma maghiere, forza. Gennaro, a me a tagliare. Ecco, perfetto. Ancora a casa? O picciotto resta con mia. Una volta che t'ammazzo. Ne è. Sì, sì, è come dici tu. No, te picchi chi sono culo. Amone. Bravo. Quindi ci affrontiamo col coltello, perfetto. Vero, Chi da che stava ammazzando era figli di un torrese. Minchia. Che c'è? Troppo lento. Bella la combo. Io mi picchio i picci e tu torni a casa con i tuoi ambi. Sì, guarda qua cosa ti faccio fare ora. La taglia è mia. Ci provassi. Vabbè, 2 colpi me li hai dati, dai. Pezzo di fango. Mi aspettavo. So che sono a così, savi? Bello, nel collo. Minchia, lavora tu per muetto. Bastardo. Grazie. Ne cerchiamo un cavallo.
E torniamo a casa. Al ruso, su caminchia, puh! Povetoso. Genna, scusa a me, arretirati. C'è chi sputa addosso a quello, madonna. Che scemo. Quelli ora arrivano con i rinforzi e noi abbiamo ripulito tutto. Stavamo uccidendo un vecchio castello. A cominciamo il gioco. Lo sape che stiamo arrivando, quindi a cura. E senza picciotto non si torna. Ok, potete scannare tutto come puoi, ma a Messina me l'avete a buttare vivo. Non tocca a me, figlia. E chi è l'ultimo sgarro che mi fa? Va buono. Ehi, E invece arriviamo noi come degli eroi. Gennaro! Figlio mio! Che te fecero? Sei ferito? Ferito sei? Sto bene, papà. Su due tacchi. E Messina e tutti gli amici sono? Non vedranno più problemi. Confido che a tutto il resto ci pensi tu, Bernardo. Amonin, vieni, già siamo uniti. Ce li abbiamo ripuliti tutti da solo, va. T'abbiamo mandato qui Isabella e Gennaro per proteggerle. Non succederà più. Ma dopo riscassi la tua vita. Per sabballe. E sta famiglia, lealtà e tutto. Siamo leali, no, Andri. Come c'era nescisto, lo sai tu. Certo che poteva finire a schifio. Sì, molto a schifio. Sapessi tu l'arma che utilizzai. E a Isabella questa cosa fa tanto piacere. Arricria lei. È proprio felice, al settimo cielo. Allora, ragazzi, io penso che forse è meglio staccare qui. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like o un commentino. Ci vediamo nel prossimo e succulento video. Ciao, ragazzi! Ciao!